Buonasera da Alassio, ci troviamo all'interno dell'Hotel Toscana in compagnia di Barry Collier. Buonasera Barry. Good evening. E con la professoressa Margherita Ratto dell'Istituto Alberghiero qui di Alassio. Abbiamo avuto questo incontro con Barry per costruire questa connection di lingua, di territorio, di cultura, di cucina, e adesso ci spiegherà meglio il signor Barry e la signora Margherita di che cosa si tratta e cos'è questa cosa che vorrebbero costruire. Buonasera signora Margherita. Buonasera, in poche parole abbiamo pensato di vedere se c'è la possibilità di trovare gruppi di persone che vengono dall'Italia e che vanno in Inghilterra per studiare l'inglese e gruppi di inglesi disposti a venire nel nostro territorio a imparare la nostra lingua e avere delle conoscenze su quella che è la nostra cucina, che loro apprezzano molto. Ecco, può chiedere al signor Barry, magari lo traduce in inglese, gli inglesi sono sempre stati partecipi di questa zona della Liguria, non in particolare di Alassio, anche di Alassio, ma di Bordighera e di tutta la zona da tanti anni. Cosa si potrebbe fare secondo lui per ricostruire, per far sì che gli inglesi tornino in questo piccolo e spettacolare angolo dell'Italia che è la Liguria? In the past, the English were quite popular. They used to come here quite often. What could we do in order to make them come again in this area of Liguria, in this part of Liguria, this area? As I said, I think the most important thing is to make sure that emphasize Italy, and then Liguria, the Italian Riviera, and then Alassio. Don't start with the connection, the old English connection. It's a niche. It's significant. It's very interesting, but it's not a selling point. Sì, lui dice l'idea è bellissima, però per pubblicizzarla e promuoverla sarebbe meglio partire dall'Italia, poi la Liguria, parlare della Riviera per arrivare ad Alassio, a Bordighera, alla zona in cui gli inglesi avevano soggiornato. In particolare che qui in Liguria, in questa zona, abbiamo anche tante cose che si possono fare nei periodi invernali che da loro non si possono fare, tanti sport. Abbiamo la bellissima pista ciclabile che parte da San Lorenzo al Mare e arriva fino quasi ad Ospedaletti, e possono fare sport, camminate nell'entroterra, andare coi pattini. Ci sono tante cose che da loro in questo periodo non possono fare, quindi ricordare questa cosa. In più l'aeroporto di Nizza, che è un aeroporto che fa sì che gli inglesi abbiano una buona connessione con noi in questo angolo di Liguria. We would like to tell you as a representative, I don't know, but perhaps it would be a good idea to remind English people that Nice Airport is quite close to our region, and that our region, this area of the Riviera, offers plenty of opportunities for sports in a period where England is covered with snow. Here you can come, English people can come and practice sports such as cycling, walking, skating and whatever. And perhaps not today, but it is usually in this period of the year. It is springtime and the weather is fine. So this would be. I totally agree. Out of season in Italy is still very pleasant for English people. At the beginning of the summer, late spring, and at the end of the summer, which is not necessarily the season for Alassio, this is a time which attracts English people. The weather is very mild. Yeah. Quindi grazie mille per il suo aiuto che magari ci potrà dare, e spero che lei riuscirà a portare tanti clienti inglesi in questo piccolo angolo di Liguria che magari non è tanto conosciuto. Okay, thank you for your help. Thank you for telling, for being so helpful and giving us so many interesting ideas. Thank you very much. Okay, nice to meet you. Thanks a lot.